La Fortitudo Agrigento si radunerà il prossimo 18 agosto alle 18:30. I biancazzurri si ritroveranno al Palamongada di Porto Empedocle agli ordini del coach Davis Cagnardi. La Fortitudo Agrigento quindi giorno 19 agosto darà vita alla prima fase della sua preparazione. La settimana di preparazione dunque comincerà lunedì 19 agosto alle 8:30 al Boschetto della Maddalusa, mentre il pomeriggio alle 17:30 un lavoro fisico al Palamongada di Porto Empedocle. Impegni, trasferte, energia ed esordio in campionato, queste le prime parole del nuovo coach Cagnardi. Commentare il calendario è un puro esercizio di routine, l'unica cosa che veramente si può analizzare è l'esordio davanti alla nostra gente. Sono contento che i miei ragazzi possano giocare la prima partita al Palamongada e sono convinto che i nostri tifosi saranno da subito una componente fondamentale. Non saprei dire se le squadre che incontreremo nelle prime giornate sapranno esprimere il loro potenziale oppure se avranno bisogno di tempo. Questo lo si vedrà solamente dopo aver giocato. Sicuramente ci saranno alcune settimane delicate con partite infrasettimanali, gare ravvicinate che arriveranno dopo una trasferta dove ci sarà bisogno di una gestione specifica delle energie. Ritengo però che il focus debba necessariamente essere rivolto a noi stessi con l'obiettivo di arrivare al campionato pronti come gruppo e il più preparati possibile dal punto di vista tecnico. Abbiamo 6 giocatori, afferma il coach, che lo scorso anno giocavano altrove, e una nuova guida tecnica, c'è tanto da lavorare e questo non ci spaventa, anzi ci dà molti stimoli. Chiaramente non tutto sarà automatico, incontreremo le difficoltà del caso, ma crediamo di poter fare un buon lavoro, di ridurre il più possibile i tempi grazie all'abnegazione di tutti.